Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Dempsey Fox che va a condurre. Nei Numero 2 Durango di squalificato. Dagrani Dipa, l'errore di Durango. All'esterno c'è Daphne Weisel. In terza posizione Donatello a precedere Dakar B, più indietro Diana Trio. All'esterno dunque Daphne Wise che è la favorita. Al comando c'è il contro che sarebbe Dempsey Fox. Insieme a Diana Trio in effetti è controfavorito. E Daphne Wise si profila sul leader dopo i primi 400 metri di gara. Anche Diana Trio ha spostato all'esterno e va in schiena all'allievo di Vecchione. E così dopo i primi 400 di gara il vantaggio è Dempsey Fox nei confronti di Dagrani Dipa. Daphne Weisel per corsie esterne, seguito da Diana Trio. Alla corda c'è Donatello che precede Dakar B. Cavalli che stanno per completare il mezzo miglio iniziale in 1-2-8. Il vantaggio si mantiene per il momento indisturbato. Dempsey Fox nei confronti di Dagrani Dipa e Daphne Weisel in pariglia, poi Diana Trio all'esterno che copre Donatello. In coda Dakar B non succede nulla al chilometro in 1:18:3. Situazione tattica invariata, in vantaggio è sempre Dempsey Fox, mentre Daphne Wise è all'esterno scoperta, trascinandosi Diana Trio lungo la corda Dagrani Dipa. Numero 800 alla conclusione, 5 l'errore Daphne improvviso Weisel squalificato. Daphne Wise a 800 dalla conclusione, così lascia scoperta all'esterno Diana Trio che gradualmente si porta su Dempsey Fox. Dempsey Fox in vantaggio a 600 dalla conclusione, Diana Trio al suo esterno, poi Dagrani Dipa, Donatello e Dakar B. Cavalli a 500 scarsi dalla conclusione, accelera sensibilmente ora Dempsey Fox al paletto dei 400 finali, riguadagna una lunghezza di margine, 29-1 il quarto, con Dempsey Fox in vantaggio. La seconda posizione per Diana Trio che Marco Stefani ha parcheggiato a riprendere fiato in curva, ma Dempsey Fox ha sempre una lunghezza e mezzo di margine all'ingresso addirittura d'arrivo. Dempsey Fox in testa, Diana Trio che ci prova all'esterno, ma Dempsey Fox cerca di andarsene nel finale. Dempsey Fox in grado di controllare fin sul traguardo Diana Trio che è buona seconda, mentre per il terzo Dagrani Dipa a ragione degli avversari 1:16:7, ma con un 59-1 a chiudere per l'ultimo mezzo miglio. Bel primo piano per questo allievo di Manuele Matteini, Dempsey Fox, che in percorso di testa sul doppio chilometro vince davvero molto molto facile. Andiamo a rivedere le battute conclusive. L'allievo di Manuele Matteini, con in salchi lo stesso Manuele Matteini, per conto del signor Danilo Battilani, viene a vincere nettamente. Diana Trio è seconda, al terzo Dagrani Dipa.